Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di martedì 9 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: il TAR cancella i vincoli per Comelico e Auronzo. Per i giudici lacci così stringenti rischiano di favorire lo spopolamento e non di contrastarlo. Viabilità: sarà sistemata la strada di valle, lavori in galleria in primavera. Questo è il titolo, che poi viene approfondito dai testi che il Corriere delle Alpi riporta in pagina 2 e 3. Vediamo almeno i titoli in questo caso. Comelico e Auronzo, vincoli cancellati, il TAR comprimono lo sviluppo. Per i giudici il provvedimento così stringente rischia di favorire lo spopolamento. Il 96% del territorio è già vincolato ex legge. Il Ministero ha usato dati erronei e incompleti. Questa è una delle considerazioni che hanno spinto i giudici a rivedere quanto era stato disposto. Ma ora c'è il timore che salti il collegamento sciistico, quello che il Corriere delle Alpi indica come l'altra faccia della medaglia. L'accordo di compensazione con la sovrintendenza dovrebbe essere a un passo, però ora gli ambientalisti potrebbero impuntarsi. De Bettin: parole caute, 2 buone notizie, spero non ne seguano 10 cattive. E ancora, per quanto riguarda l'area del Comelico e di Auronzo, sarà sistemata la strada di valle e lavori alla galleria in primavera. La svolta al problema ieri durante un incontro al Ministero. Il ministro Franco ha trovato i soldi per la seconda canna. Ianese: finalmente un approccio mirato a trovare la soluzione ai nostri problemi. E c'è anche una foto del sindaco Gianfranco Ianese con il ministro bellunese Daniele Franco. Comis: ora un confronto serio con tutte le sigle ambientaliste. Il presidente del comitato si rallegra anche per quanto disposto dal TAR. Adesso si potrà ragionare sullo sviluppo impiantistico e non solo. Si tratta del comitato che lotta per l'alternativa alla galleria. Zandonella Necca di Confcommercio: grande novità che danno morale e speranza alla popolazione. In questo caso il problema è della necessità dei lavori alla galleria che porta in Comelico, necessità che impone una chiusura della galleria, di qui la richiesta di un'alternativa, di una seconda canna, richiesta che finora non era stata possibile mettere in campo anche per mancanza di finanziamenti, oltre che per una questione di tempi, e appare appunto che ci sia ora, si apra qualche strada, qualche possibilità. Seguono poi sul Corriere delle Alpi varie pagine dedicate alla campagna elettorale. Vediamo velocemente alcuni titoli. Salvini rilancia sul fisco, la tassa unica al 15% sarà estesa ai dipendenti. Questa una delle sue promesse. L'idea di un terzo polo, Renzi ci crede, con Calenda possiamo fare bene all'Italia. Perplessità sulla convivenza di 2 personalità considerate esplosive. Le nostre idee in comune sono molto più vicine dei nostri caratteri, sottolinea Renzi. Ma Calenda non si fida di Matteo, di Renzi, il dubbio sul comando della coalizione. Ieri il primo colloquio faccia a faccia, la trattativa è aperta, restano però pochi giorni per trovare una intesa. Lega in Veneto è ressa per un posto in lista, Caner, Corazzari e commissari in pressing. Fontana, Erika e Alberto Stefani, Bitonci, Ostellari e Lazzarini i sicuri, scalpitano Tomaello, Zavarise e Celebron. E dalla campagna elettorale alla guerra in Ucraina, Zaporizhzhia,
la centrale nucleare sotto il fuoco incrociato. Tra scambi di accuse fra Kiev e Mosca cresce la paura di una catastrofe. Il segretario dell'ONU Guterres: ogni attacco sarebbe suicida. Ma andiamo avanti dalle pagine generali del Corriere delle Alpi per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno, che si aprono con le considerazioni del professor Luigi Dal Paus, secondo il quale concessioni idriche e bonifica dei boschi. Sono questi i pilastri della ricetta di Dal Paus contro i dissesti. Illuminare sprona a rivedere a fondo la gestione dei torrenti, mettere in sicurezza le zone colpite da Baia e Bostrico, l'altra sua raccomandazione. A Belluno il clima peggiore per le statistiche è così. Si tratta di una classifica elaborata dal Sole 24 Ore. In provincia fa troppo freddo, piove 106 giorni all'anno e ci sono poche ore di sole. L'indice contribuirà a definire la graduatoria della qualità della vita. Rientro dalle ferie, artigiani preoccupati, c'è il rischio di una riduzione del lavoro. La presidente di Confartigianato Belluno Scarzanella punta il dito sui rincari dell'energia, inflazione e tempi di attesa del materiale, ma resta fiduciosa. Alla Comep di Limana si teme una frenata, Begali della Sgubia è più ottimista. L'edilizia fa i conti con l'incertezza, ma ora investiamo in formazione. Pagamenti con il POS rifiutati, scattano i controlli della finanza. Molti clienti hanno iniziato a segnalare dei casi al numero verde 117. La linea non va tra le giustificazioni più utilizzate dai gestori delle attività. Coronavirus, nuovi casi in calo, ma l'allerta è alta. Sono 2.616 i bellunesi attualmente positivi, 9 volte oltre la soglia, 4 decessi la settimana scorsa. Strade rimesse a nuovo. Entro l'inverno il comune di Belluno vara il piano. Vanno riasfaltate le zone dove si è scavato per la fibra ottica. Se ne occuperanno le società. Lavori dai primi di settembre. Via libera al mutuo per il Pala de Mas 2. Diamo dignità a tutte le discipline sportive. Si sono astenuti il PD e Valore Comune, Vignato preoccupato per l'aumento dei costi. La provincia chiede educatori per i convitti delle scuole superiori. Darold sollecita Roma per ottenere una deroga agli organici. Il personale servirà per sperimentare le strutture d'area. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Spettatori, figuranti e volontari, coinvolte oltre 5.000 persone nei 3 giorni di festa del Palio. Tamburrino, il presidente del Palio, soddisfatto, sfida vinta contro il meteo, ora il via a nuovi progetti, l'organizzazione non si ferma. Patto tra assessori per il turismo, nasce l'asse tra Venezia e Feltre. Al Palio è stato presente infatti anche l'assessore al turismo di Venezia Venturini. Centro trasformazione alimentare di Busche, cantiere in alto mare. Più di un anno di ritardo rispetto al programma iniziale. Zanella, entro fine mese decideremo le tempistiche. Ricordato a 2 anni dalla morte l'imprenditore Enrique Nesello, brasiliano ma con origini a San Gregorio nelle Alpi, e la celebrazione è avvenuta proprio a San Gregorio nelle Alpi, dove ai discendenti di Enrique Nesello è stato consegnato alla memoria il premio della BM della provincia per i bellunesi che si sono distinti all'estero, premio al quale contribuisce anche il Rotary. Querovas, guasto sulla linea elettrica, telefonia e TV a singhiozzo. Ogni volta che piove salta l'impianto che ospita ripetitori antenne. I tecnici di e-distribuzione al lavoro, per ora senza fortuna, alla ricerca del danno.
cade dalla scala tagliando la trave. Grave imprenditore di Trichiana. Sergio Cortina stava eseguendo dei lavori in una casa a Nareon. È precipitato per circa 3 metri. Morì in miniera Marcinelle. La BM ha commemorato Dino Della Vecchia da Sedico. Turismo, l'unione fa la forza, è alleanza fra i 3 comuni dell'Alpago. Taglio del nastro per l'ufficio informazioni realizzato a Farra all'ingresso del lago. Buona gestione integrata dell'offerta. Dal borgo puntiamo sulla Val Belluna. Acrobazie e buona tavola per sostenere la Cucchini a Ponte nelle Alpi. Un'ottantina i partecipanti alla cena di gala promossa in favore dell'associazione impegnata nella assistenza. E siamo a Falcade, tennis, padel e parco avventura, l'annuncio di Salvaterra in consiglio. Con i fondi di confine saranno anche installati pannelli fotovoltaici sugli immobili comunali. Strada provinciale 251 per Zoldo, ancora off limits per moto e bici, stufi di essere cittadini di serie B. Questa la protesta di Oscar Meneghetti, titolare del ristorante Insonnia. Fosse accaduto a Cortina la cosa sarebbe già risolto. L'appoggio del sindaco alla protesta. E eccoci a Cortina, l'emergenza frane è finita, ma restiamo vigili. E la ciclabile per il momento non riapre. L'assessore Ghezze sulla statale 51 a Cimabanche si va a senso unico alternato, c'è ancora della ghiaia da rimuovere. E ancora un titolo: Stragà omaggia 2 punti di riferimento. Sono Sinatra, il mio tributo a Lucio Dalla. Venerdì a Santa Giustina concerto dedicato a Sinatra, ma la novità dell'estate è dedicata al cantautore bolognese Lucio Dalla. E passiamo ora al Gazzettino di Belluno, che inizia con un titolo che riprende quanto abbiamo già sentito dal Corriere delle Alpi. Sci, il TAR sblocca i nuovi impianti, accolto il ricorso di Auronzo, Comelico e Regione, primo passo verso il collegamento con la Val Pusteria. Cancellato il vincolo paesaggistico, possibile il via libera ad altre strutture. L'avvocato Barel, istruttoria sbagliata. E nelle prime 2 pagine del Gazzettino di Belluno c'è l'approfondimento di questa notizia. Auronzo e Comelico battono il Ministero dei Beni Culturali, che aveva imposto pesanti restrizioni allo scopo di condizionare i nuovi impianti. A schierarsi contro i comuni erano state anche una serie di associazioni ambientaliste, secondo i giudici compresse le possibilità di sviluppo economico dell'area. L'avvocato Barel: è raro vincere contro un ministero. Decisione splendida, dice che l'istruttoria è stata approssimativa. Ci siamo tolti un peso, ora vanno rivisti subito i progetti sul territorio. Il sindaco di Auronzo Dario Vecellio Galeno soddisfatto per l'esito legale, pronto a far ripartire la programmazione, sottolinea. Cambiamo argomento, scuole a nuovo, ma cattedre vuote. L'assessore provinciale Darold lancia l'allarme: gli edifici sono pronti, sono sempre più accoglienti, serve però una deroga sulla dotazione degli organici, in particolare per quanto riguarda gli educatori dei convitti. Via libera a Belluno al Palasport de Mas 2, costa 1.650.000 euro, il comune paga solo 165.000 euro. Il progetto prevede di costruire nell'area nord dell'attuale palazzetto de Mas, altri 1.300 metri quadrati. Gelato scontato se porti la coppetta da casa. La proposta di Dalpiva, antica gelateria bellunese, l'imballo incideva per 20 centesimi su ogni pallina. A fine giornata i cestini sono pieni, pensare che spendiamo i soldi per buttarli in questo modo mi ha fatto venire l'idea.
Dopo 48 ore dal lancio della proposta si sono presentate già una decina di persone con le scodelle, quasi tutte donne. Ed eccoci a Feltre. Promozione turistica, accordo con Venezia per lavorare insieme. Incontro tra l'assessore di Feltre Zatta e il collega lagunare Venturini, domenica in città per assistere al palio. Nonostante il maltempo è andato tutto molto bene. Questo il commento del presidente del Palio di Feltre, Eugenio Tamburrino. Nuova condotta più potente per l'acquedotto di Quero Vas. Il sistema di tubature prenderà il via attingendo dai pozzi di Settolo. La lunghezza dell'impianto realizzato da ATS è di circa 1,5 km. Sovramonte, lunedì la festa dell'Assunta con il vescovo Marangoni. Potenziato l'ufficio turistico in Alpago, ma intanto i turisti scappano. Il nuovo punto informativo e lo showroom entrano nel giro della regione. Rabbia per il calo di quasi 5 metri del lago e il sindaco, molti se ne vanno. Sotto accusa anche il sistema dell'acquedotto. Qui il gestore non ha mai fatto investimenti, si sottolinea. Lampioni spenti per risparmiare, poca sicurezza. De Toffol a Limana sollecita il sindaco a intervenire almeno per la sagra. Il sindaco motiva la decisione con l'aumento dei costi, bollette salate anche del 90%, ma non le entrate. Sale in Marmolada anche per i 91 anni, ma si accontenta della funivia. Arrigo Pegoraro fino all'anno scorso scarpinava fino alla cima nonostante l'età. Gudel, un uomo innamorato della regina. Torna la messa per Papa Wojtyla e per i morti del ghiacciaio della Marmolada. L'appuntamento sarà, come d'abitudine, il 26 agosto alle 10:30. Cancia di Borca di Cadore, prova a maltempo superata. I temporali delle ultime ore hanno messo a dura prova le opere realizzate per mettere in sicurezza le abitazioni. Le vasche piene di materiale sceso dal canalone saranno votate nei prossimi giorni, 25.000 metri cubi di sassi e di ghiaia. Soddisfatto il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo Gosetti, nessun problema? Risposta positiva. Galleria chiusa per il Comelico, il governo apre alla vecchia Carnica. La vecchia strada della Valle, considerata dal Comelico l'unica reale alternativa alle formule prospettate da ANAS per il cantiere all'interno della galleria, è approdata direttamente a Roma, scrive il Gazzettino, in uno dei più importanti incontri tenuti sulla vicenda dai primi di dicembre. Ieri nella capitale il presidente dell'Unione Comeliana Giancarlo Ianese ha varcato il portone di 2 ministeri decisivi per sbloccare la situazione. Assieme al progettista Michele Festini Purlan e accompagnato dal deputato Dario Bond, prima ha incontrato il titolare dell'economia e delle finanze Daniele Franco e poi al Ministero delle Infrastrutture il coordinatore della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza Giuseppe Catalano. E concludiamo con lo sport. Per l'hockey su ghiaccio, torneo ladino sul sipario. Cortina torna sul ghiaccio. Dopo 4 mesi l'Afro ricomincia a incrociare i bastoni all'Olimpico per la 4ª edizione del trofeo. Gli ampezzani avranno di fronte il Gardeina e schiereranno una squadra con molti giovani. E per il calcio, la Dolomiti Bellunesi si allenerà allo stadio Rocco di Trieste facendo una partita a porte chiuse con la Triestina, formazione storica che ora milita in Serie C, mentre ricordiamo la Dolomiti Bellunese milita nel campionato di Serie D.
E infine Tiziano senza fine, sale l'attesa. Tutto pronto per la proiezione in sala Cosmo, a Pieve di Cadore, del docufilm sui luoghi dell'artista cadorino, Venezia e le montagne, registi Luca e Nino Criscenti, con la colonna sonora del compositore Matteo D'Amico. La proiezione è in programma venerdì alle ore 21. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.